Dopo la pausa estiva ricominciano i concerti dalla domenica al Teatro Bibbiena, che accompagnano per tutto l'autunno il pomeriggio delle domeniche mantovane. E iniziamo con un doveroso omaggio al nostro concittadino scomparso ormai da più di 1 anno e mezzo fa, a Stefano Guerresi, un musicista, un grande artista e soprattutto anche un amico. Oggi ripercorreremo la sua vita con filmati, suonando la sua musica e quindi ricordandolo, rendendogli onore, e sono sicuro che sarà tra noi grazie alla sua musica. Anche del Comune di Mantova dà vita a una borsa di studio in nome di Stefano Guerresi per permettere a giovani compositori e musicisti di crescere e di sentirli suonare prima o poi qua al Bibbiena e in giro per il mondo come ha fatto Stefano. Stasera ha una forte presenza naturale, ovvia, indispensabile per dar vita a un evento di questo genere, che è dato dall'associazione che è nata per ricevere un'eredità e per trasmettere la grande e infinita cultura musicale, artistica e anche umana che Stefano ci ha lasciato. L'associazione è nata praticamente 1 anno fa, nel settembre del 2017. E in un anno ha realizzato già una serie di progetti legati al mantenimento in vita del patrimonio artistico di Stefano. Praticamente il DNA, la ragione stessa di esistere dell'associazione è la diffusione dell'arte di Stefano Guerresi. Quindi possono essere concerti, serate, trascrizione di spartiti, pubblicazione di CD con anche inediti. In effetti l'idea è quella di continuare su questa strada. Oggi l'assessore Rebecchi ha parlato del progetto di una borsa di studio legata a Stefano, e questo ovviamente non può che farci piacere. Di solito le composizioni erano per trio, quindi violino, violoncello e pianoforte. Naturalmente oggi, dato che anche i direttori artistici della stagione, cioè io, Stefano Mafizzoni e Stefano Gerazzi, abbiamo cercato di riadattarli anche per flauto, violino, violoncello e pianoforte. Naturalmente non tutti i brani saranno per trio, ce ne saranno alcuni per trio e per quartetto, insieme a filmati e a fotografie. Ripercorreremo tutta la vita di Stefano Guerresi.